Il manuale di Kama Sutra tenuto bene sulla libreria, mai usato, mai consultato per pura ingegneria, con tanto di illustrazioni scientifiche e parascientifiche. Io mi ricordo un insegnante giapponese di statura molto bassa, un organo, una chiesa, San Francesco che mi fissava, mia madre seduta nella sacrestia che mi aspettava. Ma certo che lo so che cos'è l'Eschimo, anzi ne ho uno bucato dentro l'armadio, lo tengo lì perché il tempo è indigesto, per protesta, perché l'Italia così è indigesta. O Sarasvati, o dea della musica, proteggi queste transizioni, queste note, questa avventura, a volte indegna, a volte vanitosa, a volte, credimi, ci fa paura. Che sarà meglio prepararsi in tempo per non avere sorprese. Accendo un incenso comprato ieri dal thailandese, di carta ce n'è in abbondanza, inchiostro non manca, e c'è un'anima in fermento. Fiori su sassi e con la nostra migliore calligrafia, parole che si disperdono come nel vocabolario in un secondo, come una madre che porta in grembo il suo ultimo figlio. Ma certo che mi puoi dire che sono un gran testardo, che sono un visionario, che arrivo sempre in ritardo. Ma come faccio a capire il silenzio se prima non prendo per mano il rumore? Come faccio a testare il silenzio se prima non prendo per mano